Sesta corsa, una prova per 3 anni, non vincitori di 7.500 euro nella carriera. 11 dietro le ali della macchina, all'1 Elite GSO Maurizio Cheli, 2 Ubuleo Carmine Pisquoglio, 3 Ercole Chi Enrico Bellei, 4 Ella Gennaro Amitrano, 5 Empireo Giuseppe Pistone, 6 Evalin Di Poggio Alberto Garruto, seconda fila 7 M Stella Sandro Capenti, 8 Euforia di No Marco Volpato, 9 Elert Ama Nando Pisacane, 10 Eldorado Spritz Manuel Pistone, 11 Elsa François Conigliaro. Macchina prende velocità, si parte, c'è l'errore di Elite GSO, Eubuleo al comando, impegnato al largo da Empireo, che va a chiedere strada e la ottiene all'imbocco della prima Numero 1 piegata. Elite GSO squalificato. Eubuleo rimane secondo in corda, avanti ad Elert Ama, di fuori c'è Ercole Chi, poi in seconda pariglia Elsa, ancora M Stella a precedere Euforia di No, quindi Eldorado Spritz che molla la corda e si mette per corsie esterne. Se ne vanno 400 metri in 29,1. Al comando Empireo nei confronti di Eubuleo. Allo scoperto è rimasto Ercole Chi con in scia Elsa, quindi M Stella che ha anticipato Eldorado Spritz mandandolo praticamente in terza ruota. Punta in avanti Eldorado Spritz una volta rimasto al largo, cerca di andare sulla testa della corsa, c'è Ercole Chi all'esterno, allo steccato rimane Empireo, Eubuleo sempre secondo alle spalle di Empireo, quindi ancora alla corda Elert Ama e il primo chilometro se ne va in 1:17,3. Empireo leader nei confronti sempre di Eubuleo, di fuori Ercole Chi, poi Eldorado Spritz, ancora Elert Ama, 400 metri dalla conclusione, 1:31,8 i 1200 metri della testa. Accelera ora Empireo che guadagna terreno nei confronti di Eubuleo, Numero Ercole Chi 7 mentre galoppa Emma Stella squalificato. Eldorado Spritz. La retta d'arrivo Numero per 10 Empireo Eldorado Spritz che si presenta in squalificato. larghissimo vantaggio. Empireo nel finale cala un pochettino, viene riavvicinato da Eubuleo, ma Empireo è ancora comodo e vince su Eubuleo che è secondo, al terzo Elert Ama. 1:15,5 ragguaglio cronometrico, 29,5 ad arrivare. Giuseppe Pistone in salchi per il training di Maria Giovanna Bortolanza e Indrit Enkel, i colori di Giovanni De Romedi. Vittoria, quarta vittoria in 5 uscite in carriera per questo figlio di Oasis B, Empireo.